Quella dei rifiuti è una condizione assolutamente straordinaria. Per affrontare una condizione straordinaria servono mezzi straordinari. La emergenza delle emergenze è rappresentata dalla discarica di Bellolampo. Se nulla dovesse cambiare, fra qualche settimana noi non avremmo nella Sicilia occidentale dove portare i rifiuti. Nel resto dell'isola la situazione non è migliore, abbiamo soltanto alcuni mesi di tempo ancora e le discariche arriveranno al collasso. Per 20 anni la Sicilia ha chiesto e ha ottenuto misure di emergenza. Purtroppo non sono state adottate le misure necessarie e dopo 20 anni ci ritroviamo in questa condizione. Io non posso in 20 settimane fare quello che non è stato fatto in 20 anni. E allora mi si dia la possibilità di intervenire intanto per scongiurare il collasso della discarica di Bellolampo e per attivare gli impianti di compostaggio, ne servono almeno 10 in Sicilia, e al tempo stesso per intervenire sui comuni che fanno finta di non avere alcuna competenza, quando invece la gestione dei rifiuti in Sicilia non è di competenza della Regione ma è di competenza dei comuni. Presidente, ci sintetizza tempi e punti del piano che sta preparando per uscire dall'emergenza? Bellolampo servono 2 mesi, il resto credo che si possa fare in 1 anno e mezzo, 2 anni. Ma serve la raccolta differenziata. Ci sono 100 comuni in Sicilia virtuosi, eroici, che fanno la differenziata andando oltre il 50%. Ce ne sono 290 comuni in Sicilia, a cominciare da Palermo, Catania e Messina, che invece si limitano al 10-11%, qualcuno anche meno. Tutto questo non è ammissibile. Questa non è una battaglia di centrodestra o di centrosinistra. Questa dei rifiuti è una battaglia di civiltà ed io faccio appello a tutte le istituzioni dell'isola. Intanto in questi mesi bisognerà portare i rifiuti fuori dall'isola? Portare i rifiuti fuori bisognerà farlo per almeno 8-10 mesi. Le regioni italiane non sono più nelle condizioni di assorbire rifiuti da parte di altre regioni, se non per pochi giorni, e a noi servono per diversi mesi. E stiamo tentando con un bando pubblico di intercettare una disponibilità fra i paesi europei, fra i paesi stranieri. Come portare i rifiuti all'estero? Quale rifiuto portare? Attraverso quali mezzi? Via mare o via terra? E l'onere dei costi? Ecco, sono queste le domande di fronte alle quali si trova un governo che è appena entrato da 30 giorni e che non ha i poteri straordinari per poter affrontare una condizione che è davvero preoccupante, come peraltro dicono i magistrati contabili della Corte dei Conti. Non escludete più i termovalorizzatori, seppure per una frazione residuale, e dovete fare anche una nuova riforma? Io credo che in questo momento il problema non sia l'inceneritore, resterà alla fine un 10-15% che non potrà essere comunque utilizzato, ma per ora è importante smettere di portare nelle discariche dell'isola 5.000 tonnellate di rifiuti al giorno, dobbiamo mandarne a meno la metà. E quindi dobbiamo isolare la carta, il vetro, la plastica, il metallo. Per fare questo non serve essere eroici o fare i martiri, serve soltanto un po' di responsabilità. Se in Lombardia la differenziata arriva al 70%, se nel Veneto arriva all'80%, santo Dio, noi siciliani cosa abbiamo di meno? Mi chiedo, ecco, serve senso di responsabilità. È una battaglia di orgoglio, se volete, ecco, di orgoglio e di dignità.